Buongiorno, buongiorno. Continuano i furti e le spaccate nelle nostre città, presi di mira soprattutto gli ottici negli ultimi tempi. Una spaccata con un tombino di ghisa alle officine Gianeletti e nel frattempo la banda che sarebbe responsabile di queste spaccate è stata catturata a Bologna. Si tratta di un comando di romeni. Sentiamo tutti i particolari da Federico Fusetti. A te, Federico. Buongiorno da Padova, siamo in pieno centro, a 2 passi da Piazza Insurrezione e a 2 passi da dove 2 mesi fa c'è stata una grave spaccata ai danni di un negozio di ottica. Questa notte si è ripetuta la stessa scena. Qui siamo davanti all'ottica Gianeletti e, come vedete, questo è il risultato di una spaccata avvenuta poche ore fa all'alba, e i danni sono ingenti: circa 800 paia di occhiali rubate in poco meno di un minuto, oltre 200.000 euro i danni stimati, oltre ovviamente ai danni subiti dal negozio. È una spaccata che è avvenuta dicevo all'alba, ma che ha avuto un esito, diciamo così, positivo per quello che riguarda le indagini. La polizia è intervenuta immediatamente e è riuscita in poche ore a risalire agli autori, presunti autori della spaccata, perché le indagini partite da quel colpo di un paio di mesi fa aveva portato a individuare un'auto che probabilmente era quella che aveva poi commesso il colpo, a bordo della quale c'erano 4 persone che erano arrivate dall'estero questa notte, una macchina che è stata agganciata quindi dalla polizia, che ha poi seguito l'auto dopo il colpo fino a Bologna, e a Bologna 4 cittadini rumeni sono stati fermati. La refurtiva era ancora a bordo dell'auto e quindi nelle prossime ore verrà anche restituita al proprietario. Quindi ovviamente tanta soddisfazione in questo caso da parte del titolare, che sentiamo insieme. Come si è svegliato, come ha saputo di quello che stava succedendo? Praticamente ho ricevuto una telefonata alle 4:30 di notte, e quando ho visto che era Verisure mi sono subito immaginato. È il 12° che subiamo nei vari negozi, quindi diciamo che non è stato proprio una sorpresa così, però mi aspettavo che avessero portato via meno roba, quello sì. Pensavo li avessero bloccati prima, perché mi sembrava un negozio abbastanza protetto, e invece hanno portato via una valanga di roba, perché fortunatamente hanno ritrovato la refurtiva, però hanno portato via, facendo un po' di conti così della serva, 160.000 euro di roba, cioè non pochissima, perché Cartier, Jacques Marimage, tutto pezzi da 1.000 euro, Sato, Thom Browne, quindi si fa presto a fare un po' i conti. Cioè, c'era un Cartier da 1.600 euro, occhiali da 1.200 euro, eccetera, quindi per 800 fate una media voi, e sì, quindi abbastanza, insomma. Però un paio d'ore dopo è arrivata un'altra telefonata, questa decisamente migliore. Infatti arrivo proprio dalla questura, e non vi nascondo che, anche se era un uomo e non tanto bello, l'ho abbracciato. L'ho abbracciato, perché non tanto per la refurtiva, ma perché finalmente un po' di giustizia viene fatta, insomma. Sempre più difficile fare il commerciante di questi tempi. Abbastanza, perché non devi solo star dietro a tutto quello che è la vendita e le post vendita, ma questa roba è un po' sì, cioè voglio dire, adesso mi vedete così, però non è bello arrivare e trovare, cioè adesso i vetri erano fino qua, i cassetti erano fuori tutti occhiali, un po' di occhiali per terra, cioè un po' quelli che erano rimasti, insomma. Cosa quindi si dovrebbe fare secondo lei per avere un po' più di sicurezza? Cioè, da parte, se la domanda è cosa può fare lo Stato, niente ormai, perché voglio dirti, ormai è troppo tardi. Noi dobbiamo fare dei forti, noi dobbiamo mettere serrande, dobbiamo mettere deterrenti, dobbiamo mettere un sacco di cose che però, cioè, sapete anche voi, l'economia è questa: mettere delle serrande adesso qua elettriche vuol dire spendere 30.000 euro di serrande, e l'ultimo dei problemi adesso è spendere 30.000 euro di serrande. Pensava che quello che aveva bastasse? Ma io ho un negozio piccolo così, già col fumo, ho detto parte il fumo, non si vede niente, perché effettivamente quando parte il fumogeno dentro è buio e pesto, però se mi parte un minuto dopo, allora no. Le forze dell'ordine sono state bravissime, perché dopo 1 minuto e mezzo loro erano qua, però
un minuto e mezzo dopo che sono stati avvisati. Il servizio di Federico Fusetti, avete visto la rabbia ma anche la rassegnazione delle vittime di questi colpi. Andiamo nel Vicentino, dove recentemente sono state prese di mira le aziende orafe, ma i ladri non trascurano le abitazioni. C'è una lunga scia di furti e tentati furti, col controllo del vicinato però che sembra funzionare. Andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il sindaco di Schio, Cristina Marigo, perché da Schio arrivano diverse segnalazioni, soprattutto in alcune zone tra Magrè e tra Santissima Trinità, di ladri in appartamento con tentativi, spesso ladri messi in fuga o furti messi a segno. Dunque sindaco, qual è la situazione? Ma la situazione è quella che diceva prima, ci sono numerose segnalazioni in questo senso e c'è molta attenzione. Dopo, se noi andiamo a guardare i numeri magari in relazione invece alle denunce fatte, non c'è lo stesso tipo di riscontro. In questo senso è importantissimo il controllo del vicinato, perché io penso che sia soprattutto utile quell'azione di prevenzione che i cittadini riescono a fare sul proprio territorio. In questi anni i numeri di gruppi sono aumentati e vorrei ringraziarli perché, ripeto, fanno un'azione di controllo sul territorio che va oltre la questione della commissione dei reati, cioè c'è una particolare attenzione anche al proprio vicino di casa. È un po' una solidarietà che porta solamente ad un circuito virtuoso, però dobbiamo sicuramente stare attenti a quelle che possono essere le situazioni pericolose. È importante un po' un coordinamento da questo punto di vista, perché loro conoscono il territorio, quelle che possono essere le zone più delicate, dove ci si nasconde meglio, dove possono insediarsi determinate situazioni come dire, di pericolo, e dare queste informazioni a noi o comunque alle forze dell'ordine per agire preventivamente. Ecco, lei rilancia il fatto di denunciare sempre quello che accade. Parliamo anche un po' dei numeri del controllo di vicinato, perché voi state potenziando questa rete di cittadini che spontaneamente dicono voglio aderire anch'io, voglio partecipare anch'io. Al momento quante sono le famiglie e dislocate un po' in quali zone? Ma sono 24 praticamente i gruppi di vicinato che si sono costituiti nelle ultime settimane e coinvolgono 550 famiglie. È importante, ripeto, perché tra l'altro vengono formate, cioè non si tratta di ronde, non si tratta di prendersi pericoli particolari, rischi particolari, in realtà viene spiegato in maniera molto dettagliata cosa è giusto fare, come è giusto comportarsi. Dall'altro lato, è una cosa che ho detto anche ad una riunione che abbiamo fatto un paio di settimane fa, penso che sia importante fare avere il giusto messaggio anche alle forze dell'ordine, cioè andare anche a denunciare quei reati tentati che grazie al loro intervento, grazie alle loro attenzioni si sono evitati, ma che erano in procinto di essere commessi. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Da Schio è tutto. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina. Vediamo la prima pagina del Mattino di Padova, un altro colpo, questa volta ai danni della Moncler. 4 banditi hanno ripulito lo store a 3 Baseleghe, infranta una delle vetrate principali, rubati tutti i capi che erano in esposizione. Il bottino non è stato ancora quantificato. A Villorba i carabinieri hanno chiuso per irregolarità un asilo nido, ci sono sanzioni per 7.500 euro. Andiamo in diretta da Francesca Bozza. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Oggi serrande abbassate, non ci sono i bimbi in questo asilo, l'asilo nido di Ca, dove ieri è scattato il controllo dei carabinieri della stazione di Villorba insieme ai colleghi del NAS e del nucleo ispettorato del lavoro, oltre al personale dell'ULS 2. Durante gli accertamenti sono state evidenziate alcune irregolarità. Nello specifico la struttura è risultata priva della prescritta registrazione sanitaria, delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale di settore, ma inoltre mancava anche la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'assenza della prevista formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Alla luce di questo, l'attività che era in corso in quel momento è stata immediatamente sospesa. I 17 bambini che si trovavano all'interno della struttura in quel momento, tutti di età tra 1 e 5
5 anni sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Come hai detto tu, direttore, è scattata anche questa sanzione di 7.500 euro, mentre non so se Edoardo Paris riesce ad inquadrare, vedete in una delle porte di accesso sono stati posti anche i sigilli. La struttura infatti in questo momento è sottoposta a sequestro amministrativo. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ha ringraziato le forze dell'ordine e ha detto: la tutela dei bambini e il rispetto delle regole sono priorità assolute per la nostra comunità. Strutture dedicate all'infanzia devono operare nel pieno rispetto delle normative vigenti e garantire sicurezza, qualità dei servizi e serenità delle famiglie. Il contrasto ad ogni forma di irregolarità è un impegno che portiamo avanti con determinazione. Operazioni come questa, concluso il sindaco, dimostrano l'importanza di un controllo costante del territorio e della collaborazione tra istituzioni. Continueremo a lavorare affinché a Villorba siano sempre garantiti legalità, trasparenza e standard adeguati in tutti i servizi rivolti ai cittadini. I vicini ci raccontano di aver visto appunto questo via vai di forze dell'ordine ieri, ma di non sapere poi effettivamente cosa sia successo. Da Villorba con Edoardo Paris è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesca Bozza con Edoardo Paris, il nostro operatore. E oggi in regia ci sono Andrea Basso e Italo Morao con Marco Mattiuzzo. Andiamo avanti con la cronaca e con le truffe. Fate attenzione ai truffatori che sono sempre in attività. I carabinieri ogni tanto li beccano e hanno sventato in questo caso l'ennesima truffa del finto incidente. La vittima poteva essere una 86enne di Castelfranco, sono stati recuperati i gioielli per 23.000 euro. Si tratta ormai della tristemente nota truffa del finto carabiniere, che fa leva sulla prostrazione e sul senso di agitazione che viene generato in questi anziani alla notizia che un loro congiunto è rimasto coinvolto in un grave fatto, per il quale tra l'altro viene chiesta una cauzione importante. Il familiare in questo caso coinvolto in un fantomatico grave incidente stradale è la figlia della vittima, una 86enne della Castellana. L'anziana viene raggiunta da una telefonata. Dall'altro capo della cornetta un finto maresciallo dei carabinieri che chiede alla pensionata una cauzione per aiutare la parente. Poco dopo alla porta di casa si presenta un complice, spacciandosi per avvocato, arrivato a recuperare quanto concordato nella precedente chiamata. In questo caso parliamo di 370 euro e circa 23.000 euro di controvalore in monete in oro. In realtà il controvalore era molto più importante perché la signora aveva anche un affetto particolare per quegli ori. Appena il malvivente si allontana, l'anziana si rende conto del raggiro e avverte il 112. Scattano immediatamente le indagini dei carabinieri. L'86enne aveva ancora nella memoria del telefono il numero di uno dei due truffatori. Grazie al tracciamento dei loro cellulari, i militari riescono a risalire ai due responsabili. Si tratta di un cittadino polacco di 39 anni incensurato e residente in Campania e un cittadino tunisino di 24 anni con precedenti specifici e senza fissa dimora. Hanno consentito di individuare questi due soggetti, l'uno alla stazione di Padova e l'altro alla stazione di Mestre, diretti chiaramente in Campania, e di recuperare tutto il maltolto. I due sono stati denunciati in stato di libertà per truffa aggravata in concorso. Dalle forze dell'ordine rinnovate le raccomandazioni alle fasce più deboli come gli anziani ad iniziare, in caso di dubbi, dal contattare sempre il 112. Diffidare sempre di chi chiede denaro e oro, perché comunque gli organi deputati al controllo del territorio, parliamo di forze di polizia ma di altre agenzie che si occupano anche di altri servizi pubblici, non chiedono mai denaro a domicilio e soprattutto non chiedono il controvalore in monete in oro. E la doppia truffa del finto carabiniere in poche ore a Monigo e a San Liberale. Siamo a Treviso. I due episodi sono stati sventati da una parente e da una badante. È denunciato un 45enne residente nel napoletano. Arrivano spesso, sono truffatori in trasferta. Ha provato a colpire 2 volte in poche ore, sempre con la stessa tecnica, quella ormai nota del finto carabiniere, ma questa volta il piano è saltato. Il primo tentativo nel quartiere di Monigo, una telefonata nel primo pomeriggio. Dall'altra parte della cornetta un uomo si finge un carabiniere, racconta all'anziana vittima che il marito, in quel momento fuori casa, sarebbe coinvolto in una rapina. Per sistemare tutto, dice, servono soldi e gioielli da consegnare subito a un suo incaricato.
La scena sembra studiata nei dettagli. Pochi minuti dopo, sotto casa, arriva un mini SUV rosso con un tettuccio nero, ma qualcosa va storto. Un parente si accorge del raggiro e interviene, costringendo il truffatore alla fuga. Non è finita. Poco dopo, stesso copione nel quartiere di San Liberale. Questa volta alla vittima viene raccontato che la sua auto sarebbe stata usata per un furto in gioielleria. Anche qui pressione psicologica, urgenza e paura, ma l'arrivo improvviso della collaboratrice domestica manda all'aria il secondo colpo. Scatta la caccia all'uomo. Gli agenti della squadra mobile intercettano il sospettato a poche centinaia di metri dall'ultima abitazione presa di mira. È solo, a bordo proprio di quel mini SUV descritto dalle vittime, noleggiato il giorno prima a Giugliano, in Campania. Durante la perquisizione gli agenti trovano anche una modica quantità di cocaina, subito sequestrata. Per il 45enne, residente nel napoletano, scatta la denuncia. Se stavolta il colpo non è andato a segno, resta comunque alto l'allarme. I truffatori fanno leva sulla paura e la fretta e colpiscono gli anziani. L'invito della polizia è chiaro. Le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri non richiederanno mai dei soldi preziosi, gioielli per risolvere presunti incidenti stradali o presunti reati in cui un parente o un conoscente è rimasto vittima. Lo stesso vale anche per gli enti assistenziali come INPS, come INAIL, come le aziende sanitarie che non hanno personale incaricato di fare accertamenti amministrativi o riscossioni di denaro presso il domicilio. Lo stesso infine vale anche per gli operatori del gas, della luce, dell'acqua, dei rifiuti. Queste aziende non hanno personale incaricato di riscuotere i tributi o di fare il controllo su contratti e bollette a domicilio. In ogni caso, qualora il cittadino, qualora l'anziano avesse un dubbio, può sempre appurare la situazione che sta vivendo chiamando i numeri di emergenza, i nodi numeri di emergenza del 112 e del 113. Ora vediamo un video che mostra un'anziana girarsi nel giardino di un'abitazione tentando più volte di forzare la porta prima di allontanarsi, una volta scoperta dai proprietari. Secondo il presidente di Furti in Corso, l'associazione Christian Demma, si tratta di un nuovo modus operandi dei ladri. Sentiamo, siamo a Treviso. Che si vede molto serenamente una macchina che accosta sul vialetto, si apre il cancelletto, entra dentro, con una serenità incredibile ha provato anche ad aprire i basculanti del garage, la portina di entrata, tanto che addirittura da sopra, che c'era in abitazione qualcuno, sembrava fosse quasi uno di famiglia. Sono proprio i proprietari in quel momento al primo piano della villetta ad accorgersi di questa figura in giardino. Pensano sia una parente e le parlano. Le loro voci però raggiungono l'intrusa che con la stessa disinvoltura con cui è entrata se ne va. Con calma, comunque senza correre, ha preso e uscita e sono andati via. Tanto che poi, quando io l'ho messo sul gruppo, anche un'altra persona mi ha detto: mi descrivi meglio la persona o mi mandi la foto? Perché effettivamente è successa la stessa cosa da me nella zona, che è sceso uno su una via chiusa, ha fatto un po' di giri, ha fatto 4 foto e sono presi e andati via. Abituati solitamente a vedere in azione uomini vestiti di scuro con i volti parzialmente travisati, ad inquietare in questo caso è chi si introduce nel giardino e il modo in cui lo fa. Si tratta di una persona dai 60-65, brizzolata, vestita anche normalmente bene, quindi non con vestiti particolari che possono richiamare a qualche particolare cosa, e con una serenità, come se fosse la classica nonna che mi entra dentro in giardino con tranquillità. Quindi anche secondo me, anche nei vicini, vedere qualcuno che mi entra così, che si apre il cancello, che va in giro, non desta sospetto, perché non c'è una cosa furtiva, è proprio la luce del sole. Quindi potrebbe essere un nuovo modus operandi dei malviventi? Io ho il timore sì grave, perché ormai loro sanno, è trita e ritrita, che il rischio è praticamente zero ormai, soprattutto in una situazione del genere quasi non c'è frazione, no? Perché il cancello era aperto, quindi uno può anche dire sì ho sbagliato. Una nuova frontiera dei ladri per passare inosservati o per studiare le abitudini dei proprietari per tornare a colpire nel momento più opportuno. Christian Demma invita dunque i cittadini a mantenere alta l'attenzione. Intanto, oltre a quello dei furti, Demma è impegnato anche sul fronte baby gang. Di questo parlerà nelle prossime ore in un incontro con l'assessora regionale alle politiche sociali Paola Roma. Tra le varie proposte che avanzerà in questa sede anche quella di distribuire nelle scuole, ad iniziare dalle medie, agli studenti un vademecum con i comportamenti che i ragazzi dovrebbero tenere in caso si trovino a tu per tu con un ladro nella propria abitazione. Quanti casi abbiamo visto di ragazzi da soli a casa che si sono trovati i ladri dentro, e quindi è giusto impartirgli un attimo di idee di come devono comportarsi per non farsi male o creare situazioni sconvenienti.
Ed è a processo per tentata estorsione un uomo, un triestino di 50 anni, che aveva minacciato la San Benedetto chiedendo 100.000 euro per evitare di avvelenare i pozzi. Aveva chiesto soldi anche all'azienda Lando e a una scuderia di cavalli del Veneziano. Le aggressioni al centro studi a Bassano del Grappa. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto con Renzo Rigon. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, le aggressioni di cui hai accennato tu pochissimo fa al centro studi di Bassano stanno preoccupando e non poco l'intera comunità, il mondo della scuola, il comune stesso, i genitori, perché abbiamo visto dei video che poi mostreremo anche nel corso dei nostri servizi in cui vengono ripresi giovani giovanissimi che davvero hanno una violenza inaudita nei confronti di alcuni coetanei. Una situazione che sta muovendo ancora una volta il mondo della scuola e il comune, dicevo, perché stanno cercando davvero insieme di provare a limitare al massimo questi episodi che si stanno acuendo soprattutto nell'ultimo anno, e nonostante anche le forze dell'ordine stiano facendo un lavoro di controllo soprattutto negli orari di entrata e di uscita dalle scuole, con la presenza costante carabinieri, polizia di Stato e polizia locale in diversi punti del centro studi di Bassano del Grappa. Allora chiederei alla regia di mandare il servizio che abbiamo realizzato in cui proprio si racconta cosa è successo in questo parcheggio e in un altro parcheggio sempre al centro studi. Scene di violenza inaudita al centro studi di Bassano, con spietate aggressioni tra giovani avvenute una nelle scorse ore, l'altra alcuni giorni fa. Nell'ultimo episodio, in ordine cronologico, un branco di ragazzotti se l'è presa con un coetaneo nel parcheggio dei bus di via Rosmini. L'aggredito è stato gettato a terra da più persone, preso a pugni, preso a calci, sotto gli occhi di centinaia di studenti e studentesse che stavano prendendo i mezzi per tornare a casa poco dopo le 13. Copione simile qualche giorno fa, questa volta alla fermata delle Corriere di via Tommaso d'Aquino, dove due ragazze hanno iniziato a litigare sino a quando una ha gettato a terra e preso a calci l'altra con una cattiveria inconcepibile, per poi andarsene come se nulla fosse successo. I video che vi stiamo mostrando sono girati in fretta, cellulare in cellulare, visionati anche dai genitori che sono sempre più preoccupati per quello che accade ancora una volta all'uscita degli istituti superiori della città. E ovviamente il tam tam non è passato soltanto di telefono cellulare in telefono cellulare dei ragazzi e delle ragazze, è stato visionato ovviamente anche da diversi genitori che sono preoccupatissimi, ed è stato visionato anche dai dirigenti delle scuole che si trovano al centro studi di Bassano, che adesso stanno cercando di portare avanti un'azione comune e forte per ridurre questi episodi. Tra l'altro si vedono anche già al lavoro fermi, come dicevo poco fa, che si è intensificato anche il controllo da parte delle forze dell'ordine. Ci sono delle auto proprio all'interno di questo parcheggio, sia dei carabinieri che della polizia locale, che stanno appunto almeno come deterrente cercando di limitare o evitare che si possano ripetere episodi come quelli che abbiamo visto poco fa. Linea dura, ma soprattutto un appello lanciato ai diretti interessati che arriva dall'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa Alessandro Campagnolo, che dite attenzione perché questi qua sono niente meno che reati penali. Sentiamo. Assessore, nuovi episodi di violenza tra giovani giovanissimi al centro studi, lei era corrente dei fatti? Ero al corrente, stavamo già operando per l'identificazione, abbiamo già scoperto che i protagonisti in particolare di questo episodio non sono allievi del centro studi, sono ragazzi che non frequentano scuole e che vanno in quell'ambito scolastico per guadagnare consensi probabilmente, e quindi stiamo approfondendo le responsabilità, ricordando a tutti che comunque si tratta di rissa probabilmente anche aggravata. La rissa è procedibile d'ufficio, quindi risponderanno penalmente delle loro iniziative. Ciò che mi lascia perplesso
non poco, è anche il contorno di chi applaude e fa il tifo a queste situazioni. Questi sono invece ragazzi che appartengono al centro studi e questi in qualche modo verranno coinvolti, verranno identificati il più possibile per eventualmente segnalare la loro posizione in riferimento anche all'istigazione, a quello che loro chiamano tifo e applausi, si chiama anche istigazione. Anche questo è di rilevanza penale. Quindi loro e le loro famiglie verranno chiamate a considerare questa situazione nuova. Che sta succedendo? Come mai tutta questa violenza tra questi giovani, anche ragazzi, abbiamo visto addirittura in un video? Che sta succedendo, Assessore? Sta succedendo che le famiglie forse dovrebbero essere un po' più presenti alla responsabilità di queste iniziative. Quindi io raccomando alle famiglie di chiedere ai propri figli come si muovono, se sanno, se hanno partecipato, se hanno visto, per capire esattamente come si muovono i loro figli fuori dall'ambito scolastico. Sappiamo che ci sono dei ragazzi che non partecipano all'attività scolastica e che trovano però territorio fertile da parte di questi allievi che non vedono l'ora di uscire di scuola per trovare il modo di vedere questi scontri tra ragazzi che non hanno nulla a che vedere con l'attività educativa. Perché diventa uno spettacolo alla fine per loro, ai loro occhi è semplicemente uno spettacolo, non si rendono conto della gravità della questione. È uno spettacolo che può diventare molto grave, certo. È uno spettacolo che ha rilevanza penale e su questo io insisterò prima di tutto a livello di prevenzione perché non si ripetano questi episodi, ma secondo per vedere che le responsabilità trovino riscontro penale. Ecco, abbiamo sentito anche l'assessore, come ho detto prima del lancio dell'intervista, appunto lui ha sottolineato il fatto che hanno un risvolto penale importante, di conseguenza sì, da valutare proprio questa situazione, valutare se valga la pena poi alla fine soltanto per un like in più sui social o quant'altro arrivare a rovinarsi la fedina penale in giovanissima età. E intanto anche le scuole avvieranno prossimamente con il Comune, tutti quanti e le forze dell'ordine, gli enti interessati, un tavolo di lavoro per limitare questo fenomeno. Per il momento da Bassano del Grappa, direttore, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Manzatto e Renzo Rigone. Passiamo al Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro il regime degli Ayatollah in Iran. Davvero la situazione sta peggiorando di ora in ora, il conflitto si sta estendendo. Ovviamente c'è la massima allerta per gli obiettivi sensibili a Venezia, in particolare al ghetto, e poi si attende il ritorno degli studenti bloccati in diversi paesi. Andiamo in diretta a Venezia da Edi Kaliman e da Tommaso Migotta. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te, ai telespettatori, ed è proprio in campo del Ghetto Nuovo dove ci troviamo io e Tommaso qui a Venezia, numerosi presidi delle forze dell'ordine che continuano a susseguirsi tra polizia, guardie di finanza, polizia locale e carabinieri che presidiano la zona appunto estremamente sensibile. Questo è stato ritenuto dagli agenti delle forze dell'ordine, e non solo, è attenzionato qualsiasi obiettivo sensibile in tutta Italia. A dimostrazione del fatto che il conflitto in corso, oggi entriamo nel quarto giorno della guerra che Stati Uniti e Israele hanno cominciato contro l'Iran. I bombardamenti, come raccontavi tu, stanno proseguendo. L'Iran continua a utilizzare missili e droni contro obiettivi militari e civili, motivo per cui appunto sono così attenzionate anche queste zone. Abbiamo provato a metterci in contatto in mattinata con il presidente della comunità ebraica qui di Venezia, Dario Calimani, che non vuole rilasciare dichiarazioni, non vuole parlare. Quello che ci ha detto è di sentirsi estremamente sconfortato per questa situazione, il fatto di continuare a vivere in un luogo come quello del ghetto estremamente presidiato, a dimostrazione del fatto che anche Israele, la sua comunità, continua
continua ad essere sorvegliata speciale in qualche modo e dunque, come dicevamo, questa è una guerra che ovviamente tocca non solo i paesi coinvolti ma anche l'Europa. È degli scorsi giorni l'attacco alla base militare britannica a Cipro, quindi di fatto nell'Unione Europea, e non solo, perché sono tanti gli studenti, oltre 200, quelli che erano rimasti bloccati a Dubai dopo un percorso di studio, di approfondimento proprio nella città. Sono stati trasferiti questa mattina prestissimo da Dubai ed Abu Dhabi, dove gli Emirates hanno messo a disposizione un volo speciale per riportarli a Milano Malpensa, dove sono attesi nelle prossime ore. Allora sentiamo il servizio di Chiara Gaiani che riassume quanto sta accadendo e l'attesa del ritorno di questi giovani, tra cui anche alcuni minorenni padovani. Dal ghetto intanto, direttore, è tutto. Che arrivino il prima possibile e abbracciarla. Non solo lei, ma anche tutti gli altri studenti che sono là con lei, tutti gli italiani dell'area. È in realtà il desiderio di Luca Malpensa, papà di Laura, studentessa sedicenne dell'Istituto Tecnico Calvi, con lei altri 4 studenti dell'Istituto di Padova, uno studente dell'Educandato di Montagnana, allievi dell'ITIS Zuccante di Mestre, uno studente di San Donà di Piave, altri del Veronese, avevano concluso a Dubai la loro esperienza di ambasciatori del futuro con l'associazione WSC e sabato si dovevano imbarcare per il ritorno a casa. A dare la notizia del rientro è stato ieri pomeriggio il ministro degli esteri Antonio Tajani, che stava riferendo sul conflitto alle commissioni di Camera e Senato. Su questo vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel paese. Gli studenti, 200 gli italiani minorenni attualmente negli Emirati Arabi, sono partiti alle 7 dall'albergo di Dubai dove erano ospiti. Dopo il trasferimento nella capitale Abu Dhabi, l'imbarco su un volo speciale messo a disposizione dalle autorità emiratine. Alle 16 l'arrivo è previsto a Milano Malpensa e per i ragazzi e le famiglie sarà la fine di un incubo. Ad aspettarli anche i compagni di classe che sono stati costantemente aggiornati. A Padova il dirigente scolastico del Calvi, Giuseppe Turetta, ha informato attraverso una circolare tutti gli studenti e le studentesse preoccupati per i loro amici. Una volta tornati a casa, i ragazzi saranno invitati in aula magna a raccontare quanto vissuto in questi giorni, un'esperienza partita da ambasciatori di un mondo alla ricerca del dialogo che si è conclusa con la dura prova della vita in una città toccata dalla guerra. Servizio di Chiara Gaiani, sono tanti i veneti che sono bloccati in Medio Oriente, anche, soprattutto a Dubai e a Doha. Abbiamo sentito alcuni trevigiani, sentiamo. E anche oggi oggi che è lunedì, telefonando all'ambasciata rispondono solo messaggi registrati dove poi ti viene detto di lasciare un messaggio in segreteria per essere poi ricontattati e il contatto non avviene. Per chi è in Qatar tutto ciò non esiste, siamo stati completamente abbandonati. Quella di Nicola Cecchini, 39 anni, di Mogliano Veneto, è una delle tante storie di trevigiani bloccati in Medio Oriente mentre il fronte delle ostilità si allarga a macchia d'olio in tutta la regione, da Teheran a Beirut. Cecchini stava rientrando da un viaggio, con lui altre 5 persone provenienti da Spinea, Chirignago, Rovigo, Zelarino. Eravamo su un volo diretto a Venezia Marco Polo, quando è stata notificata al pilota l'attacco avvenuto proprio in quei momenti, quindi il nostro volo è rientrato. E una volta rientrato è iniziato il caos in aeroporto, abbiamo passato più o meno 30 ore dentro l'aeroporto. Se non fosse stato per la compagnia aerea noi non avremmo avuto un alloggio, un posto in cui stare. Copione analogo anche per quei trevigiani che si trovano a Dubai, come Elena Maraga, nota come la sexy maestra, diventata star indiscussa dei social. Tutte le informazioni che sto avendo le sto ricavando parlando con le persone qui, ma da parte dell'Italia purtroppo non sto avendo nessun supporto, ma forse anche perché in questo momento c'è tanto caos, quindi anche loro vanno male a gestire. Bloccata in albergo, Maraga ha vissuto momenti di vero panico, prima l'evacuazione da una piscina al 50° piano, poi l'allarme in piena notte e il rifugio nel bunker dell'hotel. Oggi sto bene, sono tranquilla perché comunque sto
mi sento al sicuro qui. Tutto sommato è una città davvero sicura e sanno gestire molto bene queste emergenze, e anche parlando con le persone ti tranquillizzi un po', no? Però sabato sì, ho veramente temuto il peggio. Senti i bombardamenti, ti fanno evacuare, pensi ovviamente al peggio, pensi adesso stanno bombardando l'edificio e insomma veramente me la sono vista molto brutta. Ho mandato subito un messaggio a mia mamma, le ho detto guarda che non lo so, qui la situazione si mette male e non lo so cosa succederà. Quindi sì, è stata proprio brutta. Sta tentando di mettersi in contatto con la farnesina anche la castellana Anna Chiara Sarto, presidente della Onlus Protection for Kids. La giovane si trova in un albergo, è l'unica italiana della struttura, dove peraltro è garantita soltanto la prima colazione. E quindi mi devo muovere per avere garantito un diritto di prima necessità, cioè quindi quello al cibo. Ho fatto presente questa situazione al consolato, anche all'agenzia di viaggi alla quale mi sono appellata. Insomma, sto aspettando che mi venga dato un sostegno, perché la situazione non è delle più calme, delle più tranquille. Anche questa mattina, quando sono scesa con l'aspettativa che la situazione si fosse anche solo un po' calmata rispetto ai giorni scorsi, ho visto proprio in atto un abbattimento di missile sopra il nostro albergo. Intanto c'è stato il crollo delle borse, i prezzi di benzina, ma di petrolio e gas, e poi ovviamente con effetti sui carburanti che sono andati alle stelle, uno shock energetico. Andiamo in diretta da Christian Arboit, perché ci sono state anche code dai benzinai. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo con Moreno Parin, gestore dei gestori carburanti Treviso. Questa è la sigla dell'associazione, che è l'associazione principale della marca trevigiana per quanto attiene proprio ai gestori delle pompe di benzina. Pompe di benzina che in queste ore stanno registrando, e questo te lo possiamo confermare al momento, un vero e proprio assalto, un piccolo assalto, l'ha definito poco fa Moreno Parin. Piccolo assalto, non grande. Speriamo che cali anche, perché altrimenti si ritrovano che cala la benzina e questi che aumentano di nuovo i prezzi, come che stanno già facendo. Perché il tema è questo, correre alla pompa di benzina in questo momento può innescare un effetto controproducente. Beh, ovvio, è la legge della domanda e dell'offerta. Nel momento in cui la domanda è alta, l'offerta si regola di conseguenza, quindi aumenta i prezzi. Quindi può succedere che aumentano ancora più velocemente i prezzi di quello che comunque ci aspettiamo, e ovviamente può succedere che ci sia una lieve penuria di prodotto. In questo momento non possiamo dire che fra un po' non ci sarà più benzina, perché è vero che il mercato lì si sta muovendo in Medio Oriente, c'è una penuria di prodotto, però ci sono delle componenti del mondiale che possono compensare, non all'istante, però se la gente non fa le corse e fa l'accaparramento, la cosa può essere superata senza grossi problemi. Quindi lei da rappresentante di categoria, gestore storico di pompe di benzina, si appella alla calma? Sì, è bene che la gente non si prenda paura in questo modo, quindi non fate la corsa all'impianto. Lo risparmio che potete avere comunque è esiguo per una persona normale, e rischiate di far aumentare i prezzi e avere meno prodotto. Ecco, Parina, con lei ha una tabella, non so se ce la può mostrare, proprio questa, ce la illustra. Questa è una fotografia puntuale, aggiornatissima. Questa è una fotografia che fa il Ministero, praticamente, quindi sui prezzi certificati, fatta sui prezzi medi regionali. Qui parliamo di Regione Veneto, ma in Italia è uguale. Sono i prezzi di ieri e quelli di oggi, quindi mi fa vedere l'aumento fra ieri mattina alle 8 e stamattina alle 8. Praticamente il gasolio è aumentato di circa 3 centesimi, la benzina è aumentata di 1 centesimo e 2 centesimi circa, e qui siamo sulla normalità, ma sono aumenti molto più bassi di quello che dovrebbero essere, quindi sono in ritardo. Invece quello che mi preoccupa è che è aumentato anche il GPL, che normalmente è molto stabile, che non viene comunque toccato dalla situazione del Medio Oriente perché i fornitori non sono lì, e il problema del metano, perché il metano non va a intaccare solo i costi per gli automobilisti, ma ce li ritroviamo sulla bolletta di casa, e anche questo è un aumento notevole da un giorno all'altro.
In meno di 24 ore assistiamo a una impennata, soprattutto sul fronte del metano. Il metano è alto questo aumento, molto forte, perché di solito quando aumenta mi dà 1/1000 al chilo. Qui invece siamo già praticamente a 1 centesimo abbondante, quasi 1 centesimo, è molto. E che cosa ci attende da qui alle prossime settimane? Allora, io mi attendo che se non ci sono cambiamenti odierni per quanto riguarda il metano non saprei, perché la dinamica è più ampia e coinvolge anche l'Europa. Per quanto riguarda benzina e gasolio, in assenza di cambiamenti, cioè se i prezzi di ieri sui mercati internazionali di prodotti finiti non ci sono modifiche, ci aspettiamo un aumento di circa 3 centesimi al litro sulla benzina e purtroppo oggi il gasolio è sotto di 15 centesimi rispetto al prezzo che dovrebbe avere, e sono tanti. Questo significa quindi che ci sarà un rimbalzo? Che ci sarà sicuramente un rimbalzo, ma non so se in positivo o negativo. Io mi auguro che sia un rimbalzo positivo, quindi che domani vediamo che il plus rilevato oggi, quindi scambi effettuati oggi, ci sia una diminuzione. E mi auguro che sia così, perché vuol dire che il mercato ha preso una botta, però magari si sta assestando un attimo di concretezza, cioè che guardi nella realtà. Il prodotto in questo momento c'è, non c'è penuria, quindi calmi. Una situazione di estrema complessità e anche apprensione. Ti faccio sentire, direttore, le parole che abbiamo raccolto poco fa della presidente di Confindustria Veneto Est, associazione che raggruppa 5.000 aziende, le principali aziende manifatturiere del territorio, Paola Carron. Paola Carron non nasconde i suoi timori proprio nelle settimane in cui la Fondazione Nord-Est aveva certificato un ritorno alla fiducia delle imprese. C'erano dei segnali timidi ma positivi. Ora questa fiducia rischia veramente di essere fatta a pezzi da queste novità che arrivano dal Medio Oriente. Ma sentite Paola Carron. Presidente Paola Carron, la crisi in Medio Oriente, crisi globale, effetti locali e ripercussioni anche per il manifatturiero. Le chiedo, è preoccupata per questo nuovo fronte che si apre? Sono molto preoccupata, anche se da imprenditrice dovrei sempre cercare di vedere qualcosa di positivo. Ovviamente la preoccupazione è duplice, perché quando si parla di guerra comunque diventa un problema anche umano, e quindi ha tutte le conseguenze. Ormai forse mi chiedo cosa lasceremo ai nostri figli, e soprattutto mi chiedo e rifletto sul fatto che ci stiamo abituando a un elemento come la guerra che ci circonda. Se penso alle imprese, perché ovviamente rappresento più di 5.000 imprese, penso che il tema influirà sicuramente. Dal punto di vista dell'aumento dei costi energetici lo stiamo già vedendo sia per il gas che per il petrolio, e poi penso anche al trasporto delle merci, perché lo stretto di Hormuz già sta dando, ma si parla anche dello stretto di Suez, quindi temi che abbiamo già in piccola parte vissuto e che si stanno ripresentando, quindi sicuramente l'aumento dei costi dei trasporti, e questo inciderà su tutte le cose. E l'altro tema è che di fronte al tema dei dazi molte nostre aziende avevano giustamente guardato ad altri mercati, e quello del Medio Oriente era un mercato dove c'era possibilità di sviluppo, quindi aziende che hanno investito, che hanno pensato proprio di spostarsi, e questo aveva dato qualche leggero segnale positivo in un 2025 dove l'export indubbiamente ha sofferto, perché poi pensiamo che anche tante aziende nostre sono collegate anche al mercato tedesco, e con una Germania che è stata negativa per 2 anni anche questo aveva contribuito alle nostre imprese a guardare oltre. Quindi la situazione sicuramente non è facile, e viviamo un po' giorno per giorno con la speranza che ci sia anche una sorta di coscienza nelle persone.
Si vive giorno per giorno, dice Paola Carron. Tra l'altro nelle scorse ore Confindustria Nazionale in 10ª commissione alla Camera, nell'ambito della discussione del decreto bollette, ha chiesto l'attivazione urgente di una task force emergenziale al governo proprio per monitorare l'andamento dei prezzi. Task force emergenziale può essere una soluzione tampone in questo momento, o i prezzi, stando alla sua esperienza, una volta che partono fanno la loro strada? No, perché allora la speculazione, se c'è speculazione, quella prima o dopo si esaurisce. Se invece c'è un'effettiva mancanza di prodotto, allora no, non si esaurisce. Possiamo dire che i consumatori potrebbero aiutare su questo, cioè dovrebbero stare tranquilli, continuare con le loro normali abitudini, non far corsa all'accaparramento. Anzi, mi sentirei di dire una cosa che magari i miei colleghi mi tirano le orecchie, ma magari se i consumatori possono in questo momento ridurre un attimo per quel che possono i consumi, potrebbero dare e darsi una buona mano, perché praticamente riducono la richiesta, per cui la speculazione, se c'è, in questo momento non la vedo, potrebbe calmarsi. Quindi i consumatori possono fare molto per aiutarsi regolandosi sui consumi. È una misura temporanea, è una misura di emergenza, ma farebbe bene a tutti. Quindi non riempite le taniche di benzina, di gasolio, non serve. Non serve, in più è pericoloso. Grazie Moreno. Parin, gestori carburanti Treviso. Da Signoressa per il momento è tutto, è chiaro, un quadro in evoluzione. Direttore, per il momento è tutto da Signoressa. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristina Rabotta e Nicoletta Rizzetto. C'è anche l'allarme delle imprese, in particolare si teme un forte aumento delle bollette, dei costi energetici, e quindi la preoccupazione di Confcommercio Veneto e di Confartigianato. C'è anche preoccupazione per quanto riguarda le nostre esportazioni, a prescindere dai dazi. Un raddoppio dei costi vivi di produzione con effetti devastanti sulla competitività. Sono parole precise quelle che utilizza Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto, nelle ore in cui sale il prezzo del petrolio e vola il gas, come effetti immediati della crisi bellica in Medio Oriente, con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le aziende venete, fa intendere Boschetto, non possono permettersi nuove impennate di prezzi. Già il caro bollette incide molto più che in ogni altro paese d'Europa. Sono circa 231 milioni di euro di extra costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Sono cifre importanti, costi importanti in un momento di grande difficoltà. Per non parlare dell'export, già messo a durissima prova dalla logica stretta dei dazi trampiani. È per questo che chiediamo all'Europa, prima ancora che al nostro governo, che cerchi di aiutare le imprese, ma soprattutto di eliminare le guerre e poter continuare a lavorare e a mandare avanti la nostra economia, l'economia del Veneto e dell'Italia nel migliore dei modi. Scenari globali, effetti locali, a parlare è anche il sociologo Alessandro Dianin. Questo perché intanto viviamo in un mondo globalizzato, per cui quello che succede dall'altra parte del mondo oggi ha delle ripercussioni anche qui dove siamo noi. Non c'è mai stato un momento in cui veramente nel mondo non ci siano state guerre, non ci siano state tensioni o conflitti, però in questo momento abbiamo l'impressione che siano tutti conflitti vicini a noi in qualche modo, che ci interpellano e sono tutti insieme. Quindi abbiamo sempre questo enorme senso di angoscia, cioè di spaesamento, perché non capiamo che cosa stia succedendo e non capiamo anche come poter agire direttamente, ci sentiamo talvolta impotenti. Impotenza che può essere superata solo con il ripristino del diritto internazionale e un diverso ruolo del vecchio continente. Dobbiamo agire come Unione Europea. Noi oggi ci troviamo all'interno di un contesto tra più stati, siamo in 27, dobbiamo cercare di ragionare come un'entità unica, come un organismo politico, come un organismo commerciale. Oggi l'Unione Europea ovviamente ha fatto dei passi in avanti, ma c'è tantissimo da fare. E a Padova hanno festeggiato l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei. Gli iraniani, vediamo alcune immagini, eccole qui, vedete sono uomini e donne che sventolano anche bandiere iraniane, ma si vedono anche bandiere di Israele, si è vista anche una bandiera americana, la gioia degli iraniani che sono spesso fuggiti da quel paese perché hanno visti violati i loro diritti umani. La reazione degli Ayatollah
alle manifestazioni è stata violentissima, sono migliaia gli iraniani che sono stati uccisi, in gran parte si tratta di giovani, sono giovani ragazzi e ragazze che hanno osato protestare contro un regime autoritario e che sono stati arrestati e poi uccisi e anche molto spesso uccisi per le strade. Torniamo ai veneti che sono nelle zone di guerra e sentiamo una famiglia, la famiglia Melan di Favaro Veneto, che ha visto la vacanza trasformarsi in un incubo. Tra l'altro parla Thomas Melan, che è stato per molti anni nostro collaboratore. Quando eravamo alla moschea dello Sheikh Zayed qua ad Abu Dhabi, e che praticamente abbiamo visto sopra di noi missili, diciamo, intercettati, quindi esplosioni con ovviamente boati e tutta la gente che fotografava e non si sapeva ancora, questo ti parlo era sabato mi sembra, e quindi non si sapeva ancora nulla. E si sentivano appunto sti boati, si vedevano in cielo diciamo, queste esplosioni e sì, la situazione è stata un po' preoccupante. Le esplosioni nella capitale degli Emirati Arabi, le colonne di fumo, il boato che squarcia la notte, la corsa a proteggere la figlia piccola. Doveva essere una vacanza con la famiglia ad Abu Dhabi, si è trasformata in un incubo. Nel racconto di Thomas Melan di Favaro Veneto restano impressi i momenti di paura vissuti nelle scorse ore. Sulle loro teste missili ed esplosioni e il volo per l'Italia cancellato per la chiusura dello spazio aereo. E adesso siamo ad Abu Dhabi. In realtà ci hanno cancellato 2 volte il volo, ce l'hanno riprogrammato per il 5 notte. Per il momento è confermato, quindi le compagnie aeree riprogrammano il volo, ma non sapendo, proprio per un loro comodità, ma in realtà non sanno quando riapriranno lo spazio aereo. Quindi spero di ripartire il 5 notte, però non si sa ovviamente. A causa della situazione a livello internazionale, il gruppo Save fa sapere che presso l'aeroporto di Venezia sono stati cancellati i voli per Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, Doha in Qatar e Tel Aviv in Israele. Al momento sono 8 i voli cancellati su 18 frequenze settimanali previste. Tutti i passeggeri interessati sono stati preventivamente avvisati e assistiti dalle compagnie aeree, così nel comunicato stampa del gruppo Save. Servizio di Anna Maria Parisi, e ci sono vicentini bloccati in altri paesi, anche in Qatar, dove sentono le esplosioni e dicono vogliamo tornare a casa. Vogliamo tornare a casa al più presto e qualsiasi tipo di supporto che possiamo ricevere dal governo italiano, dall'informazione anche dai giornalisti che possono fare, insomma, spingere per questo. E per il resto stiamo bene, ripeto, perché ci stanno trattando veramente benissimo. Chiaramente c'è un po' di ansia per quello che accade fuori e per l'incertezza di cosa potrebbe accadere. Loro sono Antonella Pellizzer di Cassola e Sergio Russo di Mestre. Lei tornava da Melbourne, in Australia, dove era andata a salutare la sua nipotina appena nata. Lui era in viaggio di lavoro dall'India. Entrambi avrebbero dovuto atterrare a Venezia sabato, ma sono rimasti bloccati a Doha a causa della guerra. Stanno bene, dicono. Tutto è ben organizzato, dal trasporto all'ospitalità in albergo, ci fanno sapere. Ma ci fanno sapere anche che la guerra c'è e si sente e che vogliono tornare a casa prima possibile. Abbiamo, insomma, sentito dei boati forti. Fortunatamente sembrerebbe che questi missili che sono stati lanciati sono stati intercettati dalla difesa del Qatar e niente, adesso non abbiamo in realtà informazioni su quando e come tornare a casa. Siamo in contatto anche con l'ambasciata italiana, a cui abbiamo, insomma,
dato i nostri contatti, i nostri nomi, dati, e siamo in attesa di capire cosa succederà. Nella stessa situazione ci sono viaggiatori, professionisti, studenti come Valerio Schiavon di Altavilla e Tommaso De Guio di Vicenza. A spaventare i tanti veneti bloccati a Doha, ad Abu Dhabi, a Dubai è l'incertezza, il non sapere quando e come torneranno a casa. Servizio di Ferdinando Garavello, intanto sale la preoccupazione per i militari della base di Istrana che si trovano in missione in Kuwait. Sistemati nei bunker della base di Ali al-Salem in Kuwait, sono oltre una decina i militari dell'aeronautica di stanza di Strana in missione nell'Emirato del Golfo Persico. Gli alloggi sono stati bombardati ed alcuni distrutti, ma i militari stanno bene. La situazione è comunque complessa, per le famiglie sono ore di apprensione e si chiedono se sia stato già predisposto un piano per il rientro in Italia. I militari in Kuwait dovrebbero essere 12, 10 tecnici e 2 piloti. Non solo, perché anche in Iraq e vicino al Kurdistan sarebbe stato lanciato un missile filo-iraniano vicino ad una base dove si trovano militari americani ed italiani. Nessuna persona risulta ferita, ma il clima è sempre più teso. Tutte le basi sono state messe in massima allerta, compresa quella di Strana. Nella notte un drone senza pilota ha colpito la base britannica a Crotiri, a Cipro, di fatto la prima base dell'Unione Europea, come ha ricordato il ministro Antonio Tajani durante l'audizione per l'informativa urgente alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Come possono arrivare a Cipro, possono arrivare anche nel resto d'Europa. Cipro è parte dell'Unione Europea, non è un paese della NATO, ma è parte dell'Unione Europea. Come sono arrivati con i droni, potevano arrivare anche con una bomba. I militari italiani all'estero rimangono intanto nei bunker. Le basi sono il bersaglio dei missili e zone quindi considerate più a rischio. Una preoccupazione che condivide anche il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare fino a maggio 2025. Questi giorni ovviamente la mia preoccupazione va a tutti quanti i nostri militari che si trovano in quelle zone e ai nostri concittadini. È una situazione non facile, l'importante è che la saggezza dei decisori politici sia tale da non allargare il conflitto. Le scelte sono scelte complicate, geopolitiche, geostrategiche, e bisogna prenderne atto. È ovvio che bisogna anche fare attenzione a sapersi fermare quando è il momento. Questo è per me la preoccupazione principale. Spero, ha detto il generale, che prevalga il presto la diplomazia piuttosto che l'utilizzo delle armi. Il ruolo dell'Italia è importante. L'Italia sta dimostrando che ha un ruolo veramente importante nell'ambito dello scenario geopolitico mondiale, e sono convinto che farà la sua parte come lo ha sempre fatto. E l'attenzione e la credibilità che l'Italia ha sviluppato in questi ultimi anni è decisamente elevata, e sono convinto che faremo bene la nostra parte sia in ambito europeo che in ambito nazionale. Continuano intanto gli attacchi missilistici nei paesi del Golfo Persico, situazione che viene seguita e monitorata costantemente dallo Stato Maggiore della Difesa e dal Ministro della Difesa. Servizio di Daniela Sizia, e adesso vediamo l'aumento dei controlli all'esterno della base americana di Aviano. All'interno vale l'allerta Bravo Plus, che è la massima allerta, mentre i cittadini si dicono relativamente tranquilli. Chiaramente la situazione non mi fa assolutamente piacere, poi per il resto vedremo adesso in futuro, ancora non sappiamo, e ne sappiamo troppo poco. Quello che è successo non è positivo. È questa una delle voci raccolte nelle scorse ore ai nostri microfoni dai cittadini di Aviano in seguito agli ultimi avvenimenti. Mentre a Roma i ministri Tajani e Crosetto riferiscono d'urgenza in Senato sulla crisi in Medio Oriente, confermando l'innalzamento della vigilanza su oltre 4.400 obiettivi sensibili in tutta Italia, ad Aviano la tensione si misura con la prudenza. La base USAF resta in stato di allerta Bravo Plus, mantenendo un equilibrio tra controlli serrati e routine. Per ora l'allerta non è ancora salita allo stato Charlie, che si attiva solo con forti indizi di attacco. Tuttavia aumentano i controlli nel perimetro esterno della base e il pattugliamento delle forze dell'ordine italiane è costante per proteggere gli obiettivi sensibili. Ma la risposta da parte della cittadinanza al momento sembrerebbe essere di assoluta calma. Non ho paura. E io penso che gli americani abbiano fatto la cosa giusta. Era ora. A dire la verità, insomma, siamo anche abbastanza fortunati noi qui. Certo che
è giusto che facciano i controlli. Io ero spaventato, sono del 42, ero spaventato quando c'erano i bombardamenti, tanto io non ci posso fare niente. Paura non abbiamo, però anche non si sa. Però tu sai che noi siamo qua a Aviano, abbiamo la base, siamo tutta la sicurezza. C'è il base, va benissimo, ma sotto controllo tutto quanto, secondo me. Sul tema si è espresso anche il primo cittadino di Aviano, Paolo Tassanzanin, che ci ha raggiunto telefonicamente lanciando un appello per rassicurare i cittadini. Se guardo a quanto accaduto in passato, a quanto accade, il sistema della sicurezza c'è all'ambito locale e poi tutti sicuramente i livelli sovraordinati, e questa è una delle forme che sicuramente farà più piacere al cittadino, nel senso che c'è effettivamente un sistema, una rete come sempre pronta ad affrontare queste situazioni a tutti i livelli, e questo un po' ci conforta anche come amministratori locali. Ha preso un po' le notizie di quello che sta accadendo, ovviamente per la parte di competenza dell'amministrazione comunale, va da sé che, come sempre fatto, insomma, manterremo sempre una ancora più attenta, vigile attesa, insomma, ecco. E in questo perimetro di rafforzamento dell'attenzione ci muoviamo. E dal Corriere del Veneto due delle molte conseguenze di questa guerra: il terminal di Rovigo, gas a rischio, le imprese dicono effetti insostenibili sui costi, il Qatar ferma le navi, valgono il 65% delle forniture, i timori delle categorie su un possibile shock dei prezzi. E anche lo sport ci va di mezzo, la guerra ferma la scherma, salta la tappa della Coppa del Mondo a Padova, a rischio il viaggio di tanti atleti. Andiamo in pubblicità pochi minuti con i nostri registi Andrea Basso e Italo Morao. Oggi c'è anche Marco Mattiuzzo, tra pochissimo. Violenza giovanile, tante aggressioni, tanti i problemi in molte, diciamo in quasi tutte le nostre province. Ci sono state segnalazioni social a Spresiano e quindi è scattato un piano anti-Maranza. Andiamo in diretta da Cristian Arboit con il sindaco Marco Della Pietra. A te, Cristian. A Spresiano, dopo le segnalazioni social, scatta il tavolo anti-Maranza, tavolo che si è tenuto nelle scorse ore con il sindaco Marco Della Pietra, che è qui con me, che saluto e che ringrazio, e con le forze dell'ordine. Perché questo tavolo, sindaco? Ma in realtà più che anti-Maranza è un tavolo sicurezza che ho voluto convocare immediatamente a seguito di alcune denunce social che poi mi sono arrivate. Di fatto si parlava di una persona che, camminando in piazza la sera di domenica, mi pare, verso le 9 di sera, è stata raggiunta da alcuni improperi di alcuni giovani seduti fuori sui tavolini di un bar. Poi è stato detto che appunto c'è stata qualche parola di troppo, del tipo "qui comandiamo noi", hanno chiesto soldi, questo chiaramente sempre quanto è stato descritto. Allora ho voluto vederci subito chiaro, ho convocato sia la Polizia Municipale che i Carabinieri, che mi hanno assicurato che i gruppetti che si vedono in giro, come si vedono in tanti paesi, sono assolutamente monitorati, e comunque anche loro hanno detto che qualora la situazione dovesse trascendere il vivere quotidiano, si devono chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Quindi questi ragazzini sono stati subito individuati, seppur a livello informale? Ma in realtà adesso non so dirvi se questi facessero parte di quelli individuati, però diciamo che nella realtà di Spresiano la situazione percepita è sicuramente importante, ma la situazione reale è forse un po' meno tragica, ecco. È vero che, sentendone ogni giorno di tutti i colori, la gente è anche prevenuta, al netto che ci sono comportamenti maleducati che spesso coinvolgono diversi giovani, quindi è un attimo, no, passare dall'essere un ragazzino un po' sopra le righe al diventare immediatamente Maranza. Detto ciò, le forze dell'ordine mi hanno assicurato una presenza ancora più attiva sul territorio. E questi tavoli proseguiranno proprio in una logica preventiva? Ma assolutamente sì, al netto che comunque la prevenzione c'è sempre stata,
da tempo che siamo impegnati appunto sulla ricognizione del territorio e soprattutto magari di quei gruppi che più di altri, ecco, si vedono gironzolare e bighellonare sul territorio. Detto ciò, la stragrande maggioranza di questi sono assolutamente innocui, diciamo così. Quindi ragazzini aspiranti Maranza, chiamiamoli così, sono monitorati a Spresiano? Assolutamente sì, ma questo da sempre, prima ancora che si chiamassero Maranza. Adesso andiamo in diretta a Santa Giustina del Colle da Marta Zatta e da Federico Cibotto, perché è stata vandalizzata la lapide di un 18enne, Alex Biasin, che era morto in un incidente stradale con la fidanzata. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo nel cimitero di Fratte a Santa Giustina in Colle, perché proprio nei giorni scorsi è stata vandalizzata la tomba di Alex Biasin alle mie spalle, andata completamente in frantumi il marmo appunto di questo ragazzo che è morto in un terribile incidente il 17 ottobre 2010 assieme alla ragazza Elena. Eccola, potete vedere dalle foto, dalle immagini di Federico Cibotti e Elena Pecin, morto appunto a 18 anni e era in macchina insieme ai genitori Ennio e Cristina che fortunatamente si sono salvati. Un incidente avvenuto per colpa di un giovane nomade, Paolo Caldaras, morto anche lui sul colpo in quel terribile impatto avvenuto a Piove di Sacco. Ecco, quindi dopo la terribile morte di un figlio, i genitori sono costretti a rivivere l'ennesimo sfregio, appunto un fatto che non si meritavano, anche perché proprio nei prossimi giorni, il 9 marzo, Alex avrebbe compiuto 34 anni. Noi abbiamo raccolto le parole di mamma Cristina, parole veramente dure, ascoltiamole. Signora Cristina, dopo così tanti anni dover vivere una situazione del genere è una cosa orrenda, basta, solo quello. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Voi ipotizzate, avete qualche idea? Niente, cosa vuoi ipotizzare cosa? Non ha senso. Non ha senso. Non c'era nessuno che gli volesse del male o cosa come, quindi non trovo assolutamente niente di bello. In assoluto. È solo uno schifo. E come ve ne siete accorti? Perché una signora che conosco, che trovo tutte le mattine, che parlavamo assieme, è andata in cimitero e ha detto: guarda, che è venuta qua da mia mamma a dire che che adesso fa a lapide del Toso. Allora, mia mamma che chiama me Fio, che abita qua adesso ora, e si è andata a vedere che ha raccolto tutti i pezzi. E adesso siccome che il 9 compie gli anni, siamo di farne un'altra. Uno schifo. Quindi comunque diciamo che vi stanno anche aiutando già subito per sistemare? Sì, subito. E suo fratello? Mamma Cristina non si capacita appunto di questo atto vandalico, anche perché Alex era veramente ben voluto da tutta la comunità, era anche una promessa del volley, perché già a 16 anni giocava in Serie B1 e stava per entrare in Serie A, quindi mamma Cristina veramente non si capacita. Un incidente che sconvolse veramente tutta la comunità, e se lo ricorda bene anche il sindaco Moreno Giacomazzi, che condanna duramente questo atto vandalico. E ascoltiamo le sue parole, poi la linea può ritornare allo studio. Condanno con assoluta fermezza il vile atto vandalico che ha deturpato la lapide di Alex Biasin. Sicuramente si tratta di un gesto ignobile e inaccettabile, compiuto da chi probabilmente nemmeno si stava rendendo conto di cosa avrebbe comportato tale gesto. È un gesto inaccettabile che comunque non ha alcun tipo di giustificazione, soprattutto nei confronti di una famiglia che ha perso un figlio a 18 anni, una tragedia sicuramente mai dimenticata dai genitori, che ancora oggi soffrono, e sicuramente un gesto così faranno soffrire ancora di più. È un gesto, ripeto, da condannare, ma che non trova giustificazioni, per quanto possa essere una bravata, una ragazzata, è inaccettabile. Dubito fortemente sia un atto intimidatorio nei confronti di una famiglia che non è ben voluta in paese, conosciuta, anche conosco personalmente Ennio, una persona a modo che sicuramente non ha fatto nulla di male per meritarsi questo, quindi sicuramente
probabilmente una bravata, una ragazzata, ma che, ripeto, non trova alcun tipo di giustificazione. Io ho fatto fare una verifica alla polizia locale, le telecamere che abbiamo in zona, ne abbiamo una in particolare che prende l'ingresso del cimitero. Vediamo e cercheremo di capire se per caso si nota qualcosa o qualcuno che possa destare qualche dubbio, anche se poi all'interno del cimitero non si può riprendere. In ogni caso, ripeto, questi gesti non trovano giustificazione alcuna, e soprattutto vorrei che chi ha fatto una cosa del genere avesse il coraggio, anche se dubito fortemente, di autodenunciarsi, per quanto possa essere stato magari una bravata, perché il dolore, finché non viene trovato magari anche il perché, sicuramente rimarrà ancora più presente nei cuori e nelle menti della famiglia Biasini. Quindi, ripeto, mi auguro che ci sia un senso di colpa da parte di chi ha commesso questo gesto e che riesca poi anche magari a mettere le proprie colpe. Dubito fortemente, ma comunque, e spero fortemente anche di riuscire a intravedere nelle telecamere chi possa essere potenzialmente l'autore di questo vigliacco gesto. Allora, grazie a Marta Zatta e Federico Cibotto da Santa Giustina del Colle. Vediamo la questione delle moschee. Sono in aumento le richieste di spazi da parte delle associazioni culturali islamiche. A quanto pare potrebbe nascere una nuova moschea in Viale San Lazzaro a Vicenza, ma cittadini e commercianti insorgono. Viale San Lazzaro all'incrocio con la protesta. Loro sono i cittadini e i commercianti della porta ovest della città del Palladio. La polemica si infiamma di fronte alla possibilità che lungo questa arteria trafficatissima, tra vetrine, botteghe e i portoni di chi vive qui, possa trovare spazio anche un'associazione culturale islamica. Qui c'è molto traffico e ci sono negozi, diciamo anche zona residenziale, e non sta bene che ci sia questa moschea. Desideriamo sapere chi ci va dentro quella moschea, chi sono, lo sappiamo chi sono. I cittadini chiedono chiarezza, vorrebbero capire chi potrebbe arrivare. Di questi tempi sono in aumento le richieste di spazi da parte delle associazioni culturali islamiche e alcune si trovano a poca distanza l'una dall'altra. Troppo moschee, perché solo qua da San Felice a Ponte Alto, diciamo, ce ne sono 3 adesso, se vogliono fare anche questa. Non lo so. Cosa servono? Quanti sono qua gli islamici, diciamo, no? Non lo so. Credo che non valga la pena, no? Di fare anche questa. Questi cittadini sostengono che nei quartieri debbano esserci le condizioni per ospitare tanto le chiese quanto gli spazi di preghiera islamici. I luoghi di culto richiedono insomma che ci siano le condizioni opportune per i fedeli, a cominciare dai parcheggi che qui, in Viale San Lazzaro, mancano per tutti, per i residenti e per i clienti dei negozi. Se va fatto una moschea, va fatto in uno spazio aperto dove non c'erano centri residenziali. I residenti vogliono che vengano rispettate le regole per quanto riguarda l'urbanistica, la viabilità e anche per il discorso stesso dei commercianti riguardanti i parcheggi. Se uno vuole aprire un centro culturale religioso deve rispettare determinati criteri che sono sanciti dalle norme regionali. Ad oggi non abbiamo ancora avuto risposte, l'unica cosa che sappiamo è che il prefetto porterà nel comitato ordine e sicurezza questo tema. Un dramma sul lavoro, torniamo sulla morte di un'imprenditrice di 42 anni che è stata travolta e uccisa dalla motrice del suo tir, è accaduto alla Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta. È sotto sequestro la motrice del camion che nella notte ha travolto e ucciso Saveria Doldo, 42enne di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, nel piazzale della Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta. La donna, titolare dell'omonima ditta di trasporti calabrese, era entrata con il tir nella proprietà della Campagnolo per caricarlo di materiale. Da una prima ricostruzione pare che, finita l'operazione, l'autista del mezzo, un suo collaboratore di 50 anni, abbia deciso di spostare la motrice senza però avere le autorizzazioni dall'azienda
l'azienda Tedarota. Ed è durante una manovra che, forse per il buio, forse per una manovra errata, forse per un angolo cieco, ha investito la 42enne. Appena resosi conto di quello che era successo è corso negli uffici dell'azienda a chiedere aiuto. Immediata l'allerta al 118, ma quando i sanitari sono arrivati, per Saverio Adoldo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal, che ora dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, il quinto dall'inizio del 2026 in Veneto. Ed è molto dura la posizione dei sindacati. Bisogna fare, noi lo diciamo, formazione, prevenzione, ma soprattutto bisogna rispettare le regole, bisogna conoscere le regole, tutto il sistema, dalle aziende ai consulenti, ai medici, cioè le regole ci sono e se le regole fossero applicate certamente i numeri scenderebbero. La frenesia, spesso e volentieri lo stress acquisito e appunto dei turni massacranti possono anche aiutare a far decadere un po' le proprie sicurezze o interne o che sia appunto dovuto dal lavoro stesso. Alla Campagnolo per tutta la giornata è continuato imperterrito il via vai dei mezzi. Intanto sono state sequestrate le immagini delle telecamere della videosorveglianza posizionate nel piazzale della ditta e la procura ha aperto un fascicolo disponendo l'esame autoptico sul corpo dell'imprenditrice. Il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si è messo in contatto con il collega di Cardeto per portare la vicinanza e il sostegno della comunità per la morte di Saverio Adoldo, un'altra vita spezzata sul lavoro. Il dispiacere di questo fatto è grande e quindi la vicinanza mia personale dell'amministrazione di Tezze e credo di interpretare anche la vicinanza di tutta la cittadinanza di Tezze sul Brenta a questa famiglia. Un 42enne è stato messo agli arresti domiciliari perché non accettava la fine della sua relazione e continuava a perseguitare la vittima. Vediamo. Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. È l'esito di un'indagine avviata dopo la denuncia della donna e culminata con un'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Albignasego, l'uomo non ha accettato la fine della relazione con una 32enne residente nella città metropolitana di Venezia, iniziando a contattarla ripetutamente con telefonate e messaggi anche di minaccia. In occasione di un incontro per la restituzione degli effetti personali avvenuto a casa di un'amica della donna, il 42enne ha dichiarato di conoscere conversazioni e spostamenti dell'ex partner, sostenendo di monitorarla tramite un'app installata sui telefoni. In quell'occasione aveva anche portato con sé un coltello da cucina, affermando che gli sarebbe servito per danneggiare la sua auto. Nonostante la donna lo abbia bloccato sul cellulare, ha continuato a inviare minacce tramite un conoscente comune, causando alla vittima uno stato di ansia e il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una notizia appena pubblicata dall'Arena di Verona, un incidente, si scontra con un'auto e viene sbalzato nel campo, motociclista finisce in ospedale, successo a Borgo Venezia. Fatture false per 5 milioni e mezzo di euro, individuati 120 lavoratori irregolari. Le Fiamme Gialle di Trieste e di Portogruaro hanno smantellato un sistema fraudolento nel settore della logistica. Indagate 14 persone, 10 società, perquisizioni in 6 regioni italiane. Smantellata una rete criminale dedita al cosiddetto caporalato grigio, 2 arresti e 750.000 euro sequestrati, individuati 120 lavoratori irregolari e fatture false per 5 milioni e mezzo di euro. È l'esito dell'operazione Dirty Delivery, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotta dai militari del gruppo di Portogruaro e del primo gruppo Trieste della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno disarticolato un sistema fraudolento nel settore della logistica basato sulla somministrazione irregolare di lavoratori e frodi fiscali. Al centro del sistema criminale un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attraverso una rete di società fittizie e intestate a prestanome che fungevano da meri serbatoi di manodopera con l'obiettivo di aggirare le norme lavorative e dei contratti collettivi nazionali del settore. Le società interposte emettevano fatture per operazioni inesistenti a favore delle società che di
di fatto impiegavano i lavoratori per importi corrispondenti agli stipendi da erogare. Attraverso questo sistema la società beneficiaria inseriva nei documenti contabili costi mai sostenuti, gonfiati o non inerenti, basandosi su fatture false o inesistenti. Allo stesso tempo venivano omessi i versamenti previdenziali e assistenziali. 14 indagati, di cui 5 per associazione a delinquere, residenti nelle province di Trieste, Udine, Modena, Teramo, Venezia, Foggia, Pesaro Urbino, Ragusa. Sotto indagine anche le 10 società fornitrici della manodopera, con sede legale in diverse regioni italiane. Eseguite anche 20 perquisizioni alle sedi di società e ai domicili delle persone coinvolte tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Puglia. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari nei confronti di 2 soggetti, i principali attori del sodalizio criminale, entrambi domiciliati a Trieste. Servizio di Gianluca Paladin. Vediamo adesso a Rosà un incendio scoppiato nel garage di una palazzina. Non è ancora chiara la dinamica, diciamo che circa un'ora fa è scoppiato qualcosa e poi è partito un grande fumo. Adesso, grazie all'impegno e al lavoro dei vigili del fuoco di Cittadella, che sono intervenuti per primi, sono riusciti comunque a domarlo e stanno spegnendo l'incendio che in qualche modo si era creato all'interno dei locali sotterranei adibiti a garage. Momenti di paura nel centro di Rosà, tra via Roma e via Rigoni, dove verso le 15:50 è divampato un incendio nei garage di un condominio. Più di un boato, poi una densa colonna di fumo, come ci hanno raccontato i residenti scesi strada in attesa che l'incendio venisse spento. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sopraggiunti nell'immediato i vigili del fuoco di Bassano, supportati anche da una squadra di Vicenza, per domare le fiamme. Il condominio è stato subito evacuato, così come la scuola vicina. Fortunatamente non si registrano feriti. Verso le 16:30 il rogo era quasi completamente spento, ad eccezione di alcuni focolai. Pesanti però i danni: un'auto distrutta, rifornimenti bruciati e il crollo di alcune pignatte. La viabilità è stata temporaneamente interrotta lungo quel tratto di strada, con ripercussioni sul traffico. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Purtroppo è avvenuto in un orario chiaramente anche di uscita dalla scuola, quindi tanti curiosi si sono anche fermati a guardare, perché l'edificio si trova al centro del paese, però grazie comunque alla collaborazione di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, siamo riusciti comunque a mettere in sicurezza l'area. 2 minuti di pubblicità e torniamo da voi. Andiamo a Venezia con i volontari di Masegni e Nizioletti, che hanno ripulito tutti gli imbrattamenti dell'area attorno al ponte dell'Ogio tra Cannareggio e San Marco ai piedi del Fondaco dei Tedeschi. Vedendo bene, il risultato maggiore sarebbe quello di non imbrattare. Sono ancora una volta all'opera i volontari di Masegni e Nizioletti, l'associazione Onlus che da anni si prende cura di Venezia, dimostrando come si applica concretamente l'amore per la propria città. Di lavoro non ne manca, questa volta ad essere ripulita dagli imbrattamenti che la deturpavano è una delle aree più percorse del centro. Ponte dell'Ogio, Castello, Cannareggio, San Polo, San Marco. 4 sestieri si vedono da qui, l'ho scoperto questa mattina. Un posto meraviglioso e l'associazione Masegni e Nizioletti ancora una volta si rivela un'anima bella, generosa, positiva per rendere Venezia sempre più pulita. Lo scrittore Enrico Cerni è tra coloro che sono rimasti contagiati dall'entusiasmo di Masegni e Nizioletti. Progressivamente sfrattati da un turismo di massa che ha occupato tutti gli spazi, i pochi veneziani rimasti sono motivati come non mai. Venezia avrà anche più turisti che residenti, più alberghi e affittanze turistiche che appartamenti, ma nell'indifferenza generale ci sono sempre loro. Facendo il ponte si impattava su questa cosa veramente vergognosa di scritta, e qua con tutti gli amici volontari di Masegni e Nizioletti stanno lavorando alacremente per appunto ripulire queste scritte così vergognose che c'erano da anni e anni. Il turismo, cioè praticamente l'unica voce a cui negli ultimi anni è stata ridotta l'economia di Venezia, genera un giro d'affari che secondo l'Osservatorio regionale del turismo arriva ad almeno 2,5 miliardi di euro l'anno. Eppure questi volontari non solo sacrificano il proprio tempo a ritmo di olio di gomito, ma devono anche raccogliere con l'aiuto di altre associazioni veneziane quei 150-200 euro che servono a comprare raschietti, solventi
strumenti e altri prodotti necessari all'intervento. Era giusto restituire dignità a un luogo iconico, un luogo importante della città e anche di passaggio. Cerchiamo di dare un biglietto da visita decoroso e decente della nostra città anche ai visitatori e agli ospiti che ogni giorno passano tra le nostre calli. Pulire assieme la città è anche un'occasione per conoscersi, consolidare i rapporti, fare amicizia, essere comunità. Ed è uno degli aspetti più belli di un rito che si rinnova dal 2014. Volevo ringraziare l'associazione Masegna Inissioeti per quello che hanno fatto e speriamo che non risucceda più. Servizio di Filippo Fois, adesso le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, un grande evento stasera a Cortina quando l'Unione delle Fiamme illuminerà le Dolomiti. Domani la tappa a Belluno, ci racconta tutto Tiziana Bolognani. L'atmosfera è già carica di emozione, mi trovo davanti ai simboli dell'Olimpiade, Spectacular e Agitos, che non senza difficoltà Belluno è riuscita ad ottenere per tutto il periodo dei giochi e quindi anche a tenerli esposti. Questa sera la Regina delle Dolomiti accoglie l'arrivo e soprattutto l'unione delle fiamme paralimpiche, un momento altamente simbolico che segna l'inizio del viaggio verso l'evento. A Cortina d'Ampezzo le diverse fiaccole provenienti dai territori coinvolti si incontreranno in un'unica fiamma, un gesto che rappresenta inclusione, determinazione, condivisione, valori fondanti del movimento paralimpico. Sarà una cerimonia suggestiva nel cuore delle Dolomiti che idealmente accende l'entusiasmo di tutto il paese. Il viaggio della fiamma però non si ferma qui, perché domani la fiamma paralimpica lascerà Cortina, attraverserà la montagna bellunese, arriverà a Belluno dove è previsto il transito in città fra le 11:15 e le 12:15 e l'arrivo proprio qui in Piazza dei Martiri, transito che coinvolgerà le scuole, associazioni, cittadini che sono stati chiamati dall'assessora allo sport Monica Mazzoccoli a stringersi attorno agli atleti e ai valori dello spirito olimpico. Tutto questo naturalmente in vista della grande cerimonia inaugurale di venerdì all'Arena di Verona, che di fatto sarà il momento e farà da cornice all'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici. È un momento che unisce i territori come quello della provincia di Belluno, che da oggi vedono ripristinati i divieti, e cioè l'ordinanza della prefettura di Belluno che dispone lo stop ai mezzi pesanti sulla 51 di Alemagna e il ripristino del pass per poter entrare a Cortina, ordinanza che rimarrà in vigore sino alla fine dei giochi, con cerimonia allo Stadio Olimpico di Cortina. Grazie a Tiziana Bolognani. Questa sera a Focus Simone Venturini, neocandidato del centrodestra alle prossime amministrative di Venezia, e Marco Della Pietra, Nicola Falconi, Marzio Favero, Leonardo Padrin, Ivan Palasgo e Niccolò Rocco. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi, il mitico Andrea Basso con Italo Morao e anche oggi Marco Mattiuzzo. Buona giornata, arrivederci.